Eccoci qua, Desiree. Desiree, sono veramente ben trovati. commosso perché non sai chi mi ha chiamato. Chi ti ha chiamato? Il direttore dell'aeroporto Fontana Rossa. E che devi fare? Devi partire? No, mi hanno detto calmatevi perché arrivano charter per venire a vedere la nostra trasmissione. Gli stiamo intasando l'aeroporto. Ma che dici? Te lo Dai, ma che giuro. c'entra, charter? I tassi mi ringraziano. Ma vengono qui, ma mi dove incontrano sono? i Non tassisti ci per sono. strada per dirmi signor Totino quanto lavoriamo per venire da voi. Vabbè, Grazie. sei sempre esagerato. Non Allora sono dai, che esagerato, facciamo grazie, oggi? Pubblico. Allora, passiamo a fare il condimento del nero di seppia. Va bene. Qui abbiamo il nero che abbiamo sminchiallato della cosa. Sì. La seppia l'abbiamo pulita bene bene e andiamo a, dammi questo tagliere così lo sporchiamo di pesce e andiamo a preparare dei trancettini di seppia. Iniziamo dalla testa così, che abbiamo tolto solo la bocca, dobbiamo togliere, Quindi, come vedi abbiamo tolto il nero la di bocca, seppia, sì. te l'ho detto. E andiamo a tranciare questo di qui. Molti pensano che sia la salsa col nero e basta, No, colorata. no, la seppia ci vuole, se no è finita. Scusa. Per cui andiamo a mettere un poco di olio qui, grazie. Certo. Vai. Ecco Ok, qua. perfetto. Allora, quindi partiamo dal soffriggere la seppia, giusto? Sì, gli facciamo dare una cut rate, Una cut rate. capito? Ok. Prendiamo questo, Sì. gli diamo una girata. A questo Bene. punto, se io ti chiedessi cosa ci metteresti Un adesso? po' di sale, No, ragazzi. giusto? No, ragazzi. Lei dovrebbe Sappiamo veramente tutto, ragazzi, sappiamo presiedere l'ordine. Cioè, qua siamo esperti di l'ordine cucina. dei cuochi, Con chi state parlando? Ecco, Cioè, sappiamo tutto. questo abbiamo messo. Fammi un'altra domanda Con a il caso. sale adesso tu vedrai che la seppia tira via un po' di La acqua. seppia tira via e creerà il fondo di cottura. Brava, madonna, ragazzi. Non si può capire stasera. Mi sto quasi commuovendo, ti sembra scherzo. Quindi, E a questo allora, punto facciamo così. Andiamo a mettere un cucchiaino di questo. di concentrato. Cucchiaini, sono Cucchiaino, dall'altra parte. eccolo qua. Dall'altra parte, Eccolo, così ci aiutiamo eccolo. meglio. Così. Quindi concentrato di pomodoro, non aggiungi per adesso cipolla, No, nulla? no, però Quindi solo seppia, olio e concentrato di pomodoro. Dopodiché mi prendi un aglietto, per favore. Sì. Lo vuoi sbucciato? Sì, grazie, sì, grazie, grazie, sì, grazie. Sì, grazie, sì, grazie. Aspetta, Vai, vai, vai. Ecco. Tieni. Grazie. Scusi. La mi perdoni un attimo. Ecco. Che fa? Tagliamo un poco di questo aglio. Lo devi tagliare? Sì, lo tagliamo. Vai, fai uno zest. Guardala. Guarda qua. È professionale, che vogliamo fare? Mi dai un mestolino, per favore? Eccolo. Questo piccolo? Sì, va benissimo. Mi dai anche il nero, per favore? Eccolo qua. Il cucchiaino con cui abbiamo usato. Senti, non so che fine ha fatto, guarda, te ne do un altro. No, è là. Ah, era là. Ecco. Va bene. Facciamo questo. Allora, quindi non mi fare perdere i passaggi. Abbiamo messo il Abbiamo nero. messo un po' d'olio, abbiamo subito messo la seppia, abbiamo messo il concentrato, adesso andiamo con il nero, l'aglio e adesso andiamo subito con il nero. Esatto. Ecco Mettiamo qua. l'acqua raccogliendo il nero, per questo non l'ho messo prima. Andiamo così, ce lo raccogliamo tutto Ecco. e andiamo a mescolare. E andiamo a mescolare. Correggiamo di sale, Un altro po'? sì, basta, va bene. E allora, c'è E una allora? scuola che prevede il prezzemolo, una scuola che non lo prevede. Noi non lo prevediamo, ragazzi. invece lo Lo prevediamo? prevediamo, sì, Noi lo per favore. prevediamo. E perché non me lo dici prima? Dai, perché ti volevo mettere... Va bene. Ecco fatto.
Vuoi che lo tagli? Sì, vedi a te, sì, sì. Guardate, guardate ragazzi. Dammi questi due spicchietti, dai. Aspetta, questo si taglia intanto. Sì. Vai che siamo in cottura. Spicciola brava, è brava. Ora come si prende? Coltello Scioccante. piatto, non mai col dito, col palmo della mano. Vai giù. No, non si sbatte il E coltello. allora si fa così. Perché si rovina la lama. Guarda, facciamo così. Andiamo giù, accompagniamo con il dito. Bene. Eccoci, e a posto così. Abbiamo fatto. Ora noi lasciamo per un pochino, mettiamo un coperchio, lo lasciamo cucinare bassino bassino, questo, bravo. Questo? Sì. Bene, quindi via di coperchio e lo lasciamo 5 andare. minuti, 10 minuti. 5 ed è minuti, pronto. 10 minuti ed Ed è è pronto. Ho detto io già. Desi, avvicinati, guarda che abbiamo fatto. Pronto? Guarda Assaggiamo? che bello. No, sempre assaggiamole. Invece prendiamo una boule di queste Sì. e andiamo a mettere il condimento, così. Eccolo qua. Ecco qui il nostro. E ora ti faccio vedere una cosa. Siccome dobbiamo fare questo Sposto risotto questo? dell'Etna, sì, Sì. io non la pulisco la padella. Facciamo tutto là. Mi dai solo un po' di olio? Certo. Certo, qua così. Perfetto. Mi dai anche il riso? E andiamo a brillantare il riso già col nero. Ne facciamo una porzione, ogni pugno sarebbe una porzione. Dai, metti un altro. Un'altra porzione? Ancora? Metti un altro. Va bene, un altro poco. Va bene, dai, va bene così. Perfetto. Poi questo cresce tanto in cottura, Cosa abbiamo no? fatto? Stiamo Ci brillantando siamo il presi il riso. sapore, ci stiamo brillantando il riso, lo stiamo Tostando. tostando, brava. Appena sentiremo i rumori della tostatura abbiamo preparato un fumetto di pesce, va bene? Per il Ok. riso. Per cui andremo a mettere il nostro fumetto di pesce qua, così. Guardate, il fumetto di pesce deve essere caldo, Ok. bollente. Noi per questioni di spazio, di cose, ce lo siamo messi in una bolla, ma è bene lasciarlo in pentola. È ben caldo però. Caldo, se no il riso si, come si dice in italiano, si schifia. E andiamo Non a mi fare- viene, non so. Si rovina. Esatto. Ok, e andiamo. E abbiamo iniziato la cottura del riso. Bene, In questo quindi- frattempo dobbiamo fare un'altra cosa per finire il piatto. Questo lo mettiamo qui, Sì, così, questo qui. La ricotta. eccola. Un'altra boule, che noi andiamo pesantemente di boule. Dammi un cucchiaio. A te. Grazie. Se mi dai anche una frusta. Grazie. Aspetta, dovrebbe essere qui, la frustina, guarda, tieni. Perfetto. Siccome abbiamo dell'acqua che è in bollitura, me ne serve un pochino. E io mi prendo un poco di acqua di qua. Metti un così. po' di acqua qui. Sì, così. E andiamo Allora, a quindi fare- cosa stiamo facendo? Questa sarà una crema che finirà il piatto Ora poi? vediamo, poi te lo faccio vedere. Va bene. Come l'abbiamo chiamato? Risotto dell'Etna. Brava, e noi dobbiamo dare questa sensazione. Andiamo, sposta, puoi spostare questa ricotta. Allora, quindi nero di seppia da un lato, dall'altro stiamo iniziando a cuocere il riso che abbiamo preparato, abbiamo brillantato nella stessa Brava. pentola praticamente dove c'era il nero di seppia e lo abbiamo allungato un po' con del Brava. fumetto di pesce. Adesso lui sta andando. Esatto, no, Giusto? rimane. Sta andando in cottura, si dice Rimane. così. Ecco qua. Ma lo sai che Dimmi. una cosa che ti dovrebbe fare piacere? Cosa? Mi ha chiamato la presidenta, perché oggi si deve parlare così. Presidenta. La presidenta, l'onorevola, Sì, che mi ti ha ha detto? chiamato dicendomi di che Ma c'è la presidenta di bravura che? la presidenta, di chi ci copiamo, di cucina. Eh? E lei la presidenta di tutte le cuochesse del mondo. Ma che cos'è? Una scuola? Boh, non lo so, Sì, sì, vabbè. le cuochesse, proprio lei la presidenta, sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Ma Desiree ha quelle doti nascoste in cucina che sono sensazionali. Molto nascoste. Dice, esatto, dice brava da morire.
Ma veramente, dice, se non ci fosse lei sarebbe tutto meglio. diverso, è vero, ragazzi. Meglio, vero. Seguiteci, seguiteci. Seguiteci perché siamo un numero. Esatto. Ok, stiamo andando così, ecco qua. Poi, A questo punto potremmo anche passare a parlare dell'altro piatto. dai, l'altro piatto, L'altro esatto. piatto si Incomincia- riferisce sempre all'Etna. Sì. Perché? Perché abbiamo un primo a base di gorgonzola, un po' di latte, fontina e polvere dell'Etna, la sabbia dell'Etna. Ma la sei andata a prendere proprio Sì, lì? sì, sì, proprio lì così tu la senti croccante, dici, oh che sapore di terra Di Etna. che c'ha questa sabbia. Ma la di metti Etna." nel piatto, veramente? Certo, certo, ti faccio vedere, ti pare scherzo. Quando io dico una cosa è quella, mica Vabbè. no, mica no. Va bene, vedremo. Va bene. E lo vedremo sinceramente. Ecco. Allora, questo com'è? Buono? Questo lo vuoi assaggiare? Non ho messo sale perché la ricotta di suo c'ha già un po' di sale. Vediamo. Un altro po'. Grazie, scusi. È che adesso mi sporco, capito? Certo. Mettere di meno. Dire di meno a lei è uno. Com'è? Buonissimo. Allora, vedi, ci siamo quasi. Abbiamo parlato dell'altra ricetta, questa sabbia dell'Etna, non ti meraviglia? Proprio la sabbia dell'Etna. E lì sono andato a prenderla sull'Etna. Sono stato a prendere la limmata. Quindi se avete, Sono che ne stato a so, prendere la limmata. a lingua glossa, La limmata. possiamo andare in pubblicità, per favore? Noi non facciamo Basta, pubblicità, basta. noi non andiamo in pubblicità, noi Ah, abbiamo i consigli per i i consigli. consigli per i consigli, me lo dici in catanese? No, consigli per consigli. Consigli, te lo posso dire per Consigliamo, metà. dai. Per ogni consiglio per i consigli, capisci? Non so se mi spiego. Un po' di liquido nel riso, mentre l'acqua dove andremo a fare le busiate, Sì, sta bollendo. facciamo le busiate corte che sono Busiate alla lava. perché non si lava. Se si lava era bianca. Me ne posso E andare? la mia cara partner aggiungerebbe il sale nella pasta, per favore. Gli metti il Mi sale sembrava strano. nell'acqua della pasta e mentre questo va, Busiate alla lava, ragazzi. ecco qua. Cioè, Eccoci qua. sono pulitissime. Scusate che mi viene di ridere, ma di... Che c'è? Gesù! Che ti è successo? Che c'è? bella. Ma che cosa? Ciao bella. Dai, Ciao, ma camera smettila, dell'artrosi, dai, ma che? Mi hai fatto spaventare, ma quanto è stupido, dai, ma che c'è? No, però ti sei dimenticato. Aspetta! Dai. E chi è che Questo è e grave. chi ci toglie tutti i malanni? Lo zio Gianni. Cioè, oggi è Ce lo proprio stavamo- frontale, vedi ce com'è lo stavamo oggi? dimenticando. ma Oggi ti secondo rendi me conto? si vuole prendere il primo piano. E allora, no, sta a pian terreno perché non c'è ascensore. Questo proprio è impattante, è frontale. Ecco qua, adesso Allora. andiamo a preparare il condimento per quella pasta di cui che io ti parlavo. Quindi, allora, il Di cui riso che- sta andando nel Il frattempo. riso sta andando tranquillamente. Lui va. Va. Dove va? E dove va? Perché non resta qua? Allora, a noi occorre, guarda, il gorgonzola, un po' di fontina e il latte. Bene, allora, Cominciamo. quindi questa puntata è dedicata Con- a chi? Ah? A chi è dedicata? All'Etna, tutta All'Etna all'Etna. questa puntata, meravigliosa. Ok. Mettiamo il latte e questo latte ora comincia a A vogliere. bollire. A vogliere. Nel frattempo, questo ci abbiamo tagliato il pesce, non lo possiamo fare. Vuoi tagliata? Ci prendiamo, No. ci tagliamo un poco di fontina. Togliamo la buccia. C'è una cosa che mi sento di dover fare. Scusa, Grazie, vedi? visto? Già lo sapevo. io. Bravo. Sta bollendo il latte. Certo, deve bollire. E cominciamo a mettere. Adesso che fai? Mettiamo una dadolata di Mettete una dadolata di fondina. Fontina. fontina, così. Mettiamo una dadolata di fontina. Sai che le persone per strada mi fermano, mi chiedono consigli? Eh, Così, ma come si fa quel piatto?
Tu glielo dici, ma che mi conta? Esatto. E lei sono sicuro che dirà, Esattamente. ma che mi contata? La butto così in caciara, ah, sì. Esatto. Salutaci E Totino, va stiamo bene. preparando questo, sì. E quindi come si fa quel piatto, ragazzi? Allora, il piatto si fa così, si assaggia la fontina, si assaggia il gorgonzola che il gorgonzola che sto usando io è dolce, se però voi volete usare un gorgonzola più Dolce, quello dolce, io piccante, consiglio dolce. dolce però è meno invasivo. però Dolce è e meno buono. invasivo, ragazzi, è vero. E intanto controlliamo il riso perché dobbiamo fare, sai che cosa, Gioia? Che devi fare? Devono uscire tutti e due i piatti insieme. Ah, vedi, quindi certo, devi... Qui andiamo a fondere il nostro product. Come ti aiuto? Niente, dobbiamo solo fondere questa salsa, così. Nel frattempo il sale si mangia un altro po'. Ce l'hai un po' di pane? No, Gioia. No. Dico, vedi? Stiamo facendo fondere. Aumentiamo un poco il fuoco e aumentiamo anche un poco di latte. Vuoi che metta la pasta? Ancora no. Aspetta, No. deve bollere. Andiamo a salare poco poco. Latte, fontina e gorgonzola. Mi dai anche il pepe per favore? Gorgonzola. Gorgonzola. Allora, ragazzi, ce la potete fare. Me la sento, questo piatto l'ho riuscito a fare. Vai. Abbondanti. Io sono concentrata e voi? Mettiamo. Guarda, meno male che ci sono io qua. Guarda come si scioglie quella gorgonzola. Latte, gorgonzola, fontina e pepe. E cash. Qua sta venendo fuori una cremina. E la dobbiamo Spegnere? fermare. Non Fermiamo. spegnere no, la dobbiamo fermare. A questo punto mettiamo giù Ci le sono, busiate. ci sono. Metto io. Ma no, tu. Vabbè, tutta. No, esatto. Vabbè dai, crepi l'avarizia. Sì, che Metti. così. Quindi, Ecco, allora, abbiamo tutto, quasi che stiamo andando in prontamente, va bene? stiamo andando in pronto a me. Che vuol dire stiamo andando in pronto? Non lo so, mi è venuta così. Vabbè, allora, Il riso sta andando, questo siamo fermi. Adesso dobbiamo togliere solo un po' di cose. togliamo, dai. Un po' di questo lo mettiamo così darà un sapore ancora Bene, più quindi finale. Mi si amalgamerà Questa con la cremina pasta. deliziosa con latte, appena Così. bolle il latte abbiamo messo la fontina e il gorgonzola, un po' di sale, un po' di pepe ed è venuto E fuori aggiungiamo un pochino e un po' di burro. Poco così. Comunque se guardate tutta la puntata alla fine ci sono sempre le dosi, i passaggi, le ricette, gli ingredienti, tutto. Tutto. E la puntata invece può essere rivista, dove? Su, Dillo tu. su Dillo tu. Sicilia Su Play. Sicilia Play, il nostro canale YouTube. Il nostro canale YouTube e anche nelle nostre pagine, venite sulla pagina di Totino, la pagina di Desire, Esatto. su tutte, va bene? Ecco qua. Il riso ci siamo quasi. Sì? Com'è? Ottimo. Quasi cotto? Quasi, bello al dente. Ora, cosa dobbiamo Ora. fare? E che ne so? Facciamo evaporare questo Broadway che c'è. Adesso non la toccare, non lascia No, stare. no. Mi dai il nero? Questo? Yes. I belli pezzi. I belli pezzi. Il bello nero. E il bello nero. Questo lo posiamo. Muchas gracias. Quindi alla fine della cottura, quasi alla fine della cottura, Diamo il nero. aggiungiamo il nero di seppia, giusto? E dobbiamo farlo stringere chiaramente. Aumentiamo il volume del volume. Dobbiamo stare attenti. Nel frattempo tu con una pinza mi dai attenzione alla pasta. Che devo fare? Vedi, mescolala un poco. Ne potresti sentire la cottura. L'assaggio? Anche sì. Ecco qua. Un altro po'. Un altro po'. Perfetto. Considera che dobbiamo passare in padella con la consa. Guarda, guarda, si sta buttando il coso fuori. Metti la pinza dentro.
Così? Sì, e non si butta più fuori. Qui stiamo andando a stringere. Desi, mi dai un po' di burro per favore? Eccolo. Che faccio? Lo taglio con un... aspetta, Un cucchiaio. Anche il coltello. Anche Così? questa punta pure. Così. E va bene. Ok. Ok. Con il burro che cosa facciamo? Mantechiamo il riso. Brava. Perché si dice mantecare? Perché si dà quella cremosità. No, come si chiama il burro in spagnolo? Manteca. Mantequigna. Mantequigna. Ecco qua. Mettiamo qua. Tutta però è troppa veramente. Va bene così. Che la pasta è in base al condimento. Pure. Certo. Eccola qui. Diamo un po' di fuoco. Così. Mamma mia. E guarda. la saltiamo con questa crema ai formaggi. Io facciamo piovere un bel po' di parmigiano. Sì. Io lo facciamo piovere. Così il pepe l'abbiamo già messo. Facciamo piovere il parmigiano. Ok. Allora, piatto rotondo. Piatto rotondo, ci sono. Piatto rotondo. Quindi questo intendi? Eh? No, questo non lo vedi che è triangolare. Sono tutti rotondi Così, i piatti. esatto, la mettilo maggior qua. parte. Pentolino, mi metti un po' di salsa rossa Rossa? nel Qui? pentolino, sì? Aspetta, Lui nel frattempo continua. Quanta deve essere? E basta, vediamo. Un altro mestolino. Ecco. Va bene così. Allora, Qui ci siamo. Lo mettiamo qua a massima potenza e iniziamo a comporre il piatto del riso del letto. componiamo. Allora, quindi... Guarda cosa faccio. Mi dai il cucchiaio quello di grande, il cucchiaio grande, Questo il cucchiaio grande? il cucchiaio Eccolo grande, qua. sì, questo. Guarda cosa faccio. Che cos'è questo? Una coppetta? Questa è una cloche, si chiama Una così. cloche. Me lo togli questa pentola, la puoi togliere? Eccola qua. Uno, due, tre. Dai, ma questo è da professionista, dai. Tieni, non hai visto Che una bisogno? cosa? Che bisogno? Bisogno di questo. Mi dai un cucchiaio? La lava appena uscita. E la neve? E la neve sul monte. No, ragazzi, questa è arte. Questa è arte, ragazzi. E questo è il risotto del Risotto Letto. dell'Etna. Poi passiamo a finire questo piatto. Mi dai un ovoidale, Certo. un ovoidale. Ecco qua. Allora, Facciamo così. La Marisa. la Marisa, eccola qua. La Marisa. Senti, anche questa devo dire è piuttosto semplice, da Assolutamente. poter replicare Ma da a fare casa. figura, Da fare figura, metti una sera a cena, amici. Da fare figura. E andiamo a mettere normale, la così. lava. Dai, che cos'è questo? E le cose del letto, no? Non mettiamo parmigiano, senti l'odore, a cosa ti sembrano? E questo è pronto. Adesso ragazzi, in un secondo dobbiamo pulire e torniamo. Ecco, è arrivata, hai sentito la comunicazione, la mail è arrivata? Quale mail? Che da oggi non si assaggia più. No, ma per favore, Aspetta dai, che ma prendo il smettila. piatto. Aspetta. Allora, come vuoi procedere? Allora, Dimmi. io procederei da là. Da quella. Da Senti, quella ma questa lì. è veramente terra dell'Etna? Sì, la sabbia l'ho E che hai presa. fatto? Hai sono andato un lì. souvenir? L'hai frullato? Sì, me ne sono Un, fatto macinare uno. un portacenere? Esatto. Prego. Dai, che cos'è? Allora, queste sono delle olive nere disidratate al forno a microonde. Quando sono secche poi le frullate e ottenete questo. Oppure frullate il portacenere? Vedi? Semplice. Esatto. Com'è? È buona.
Dai. Ma sì, Ma dai, sì, ragazzi. volevo fare una cosa più elegante, ma non è possibile. Ma no, guarda, questo è un cratere che si è aperto, Si è guarda. aperto il cratere. Com'è? Questo è il piano provenzano. Aspetta. Per la gente che non conosce Piano Provenzano, sono tutti posti, per chi non è mai stato all'Etna, del monte, la montagna, perché si chiama la La montagna. montagna, Rifugio Sapienza, guarda. La montagna oppure Muncibeddu. Muncibello. Sai che c'è una canzone? Non lo so. Di Muncibeddu tutti figli siamo, terra di povertà, canta d'amori, l'aranci solo noi, li fussiremo e la Sicilia nostra. Risotto dell'Etna, 300 grammi di riso Roma, una seppia, il suo nero, potete anche comprarlo in busta, salsa di pomodoro quanto basta, 150 grammi di ricotta fresca e setacciata, uno spicchio d'aglio, prezzemolo e olio evo. Busiate con sabbia dell'Etna, 300 grammi di busiate casarecce corte, 100 grammi di gorgonzola dolce, 100 grammi di fontina. Per la sabbia dell'Etna, 100 g di olive nere denocciolate, mettere le olive a microonde a massima potenza per 10-15 minuti per disidratarle,